Palazzo Gradisca di Sidegliano non è solo un locale, è un luogo di incontro per l'arte. Pittori, scultori, fotografi, musicisti. Abbiamo il piacere di ospitare a rotazione le opere di vari pittori, vari scultori. In questo momento abbiamo Rocco Burtone con le sue opere. E in anteprima dei lavori di Stefano Perez, che poi avremo il piacere di ospitare per una personale. Qui abbiamo due opere di Rocco Burtone, l'artista che sta esponendo in questo momento al Palazzo. Qua abbiamo la biblioteca a responsabilità civile, dove la gente può scegliersi un libro, portarselo a casa, leggerlo con calma, riportarlo oppure tenerselo tranquillamente e portare in sostituzione qualcos'altro per mettere a disposizione delle altre persone. Qui abbiamo un pianoforte che è stato portato da un artista da strada e l'ha lasciato qui a disposizione di chiunque vuole mettersi a suonare. Capitano anche delle serate dove arrivano vari musicisti e si mettono a suonare tranquillamente tra loro. Abbiamo due opere di Giuseppe Malfattore in mostra permanente qua al Palazzo.